quello che è stato detto oggi è stato il nostro passato, forse, no? Anche perché io e Antonio, ma non solo io e Antonio, le persone che sono qua dentro secondo me hanno una visione verso il futuro, e anche i politici che ci hanno finora sostenuti, le autorità che ci hanno finora sostenuto, i nostri direttori sanitari hanno una visione del futuro. Io, siccome sono un po' un visionario, stavo pensando negli ultimi 2 anni proprio di rendere disponibili finalmente anche in Italia tanti pazienti candidabili a dei trial clinici di terapia genica, di terapia cellulare, di terapia tessutale in maniera standardizzata. E questo progetto che mi è venuto in mente, che stiamo cercando di proporre alle autorità anche centrali, non solo del Veneto, è un progetto che potrebbe davvero rendere velocemente disponibili e standardizzabili tanti pazienti che possono poi essere offerti alla ricerca clinica di alto livello. Purtroppo in Italia abbiamo un deficit di attrattività nei confronti dei trial clinici randomizzati e controllati, e questo secondo me nelle malattie rare della retina, che per dare dei numeri, giustamente Stefano Firmarotti dava i numeri, questa è la malattia meno rara tra le malattie rare. La retinite pigmentosa è una malattia che coinvolge 20.000 persone in Italia, 25.000 forse, e quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a dei numeri che devono essere assolutamente rispettati, rendendosi conto della maggiore difficoltà di gestione e di governo clinico di 25.000 persone anziché di una malattia ultra rara che magari ce ne sono 20. È chiaro che per queste 25.000 persone, 20.000 persone, noi dovremo cercare, e io vorrei tanto poter avere questa possibilità, almeno di provarci, di dare una standardizzazione a livello nazionale, un'omogeneità di monitoraggio, e renderebbe senz'altro questo possibile una buona scelta per i diversi trial clinici della popolazione che dovrebbe essere in qualche modo coinvolta in questi studi. Questo è un piccolo sogno. Credo che i nostri pazienti in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, avendo esperienze anche in Europa di transfrontalieri, ecco, non mi scappano le parole, sono pazienti ovviamente disposti a muoversi, ad andare ovunque per cercare una soluzione di questa malattia che purtroppo in questo momento ha una reale terapia solo in pochissimi casi. E, insomma, io penso che non ci sia neanche tanto bisogno di fare altre presentazioni, le mie diapositive non contano molto. Stiamo lavorando, abbiamo pubblicato da pochissimo su un'importante rivista internazionale l'anagrafica dei pazienti candidabili in Italia con terapia genica con Luxturna, genere P65. Le prossime candidabilità saranno su un genere che si chiama Mio7A per la sindrome di Usher tipo 1. Ci sarà anche il genere RPGR per quanto riguarda l'X-Linked, probabilmente nei prossimi 3 anni. Ancora abbastanza vicino è l'esone 13 sul gene Usher2A. E quindi è chiaro che abbiamo in prospettiva non così distante la necessità di non diventare di nuovo un servizio sanitario di serie B, come è capitato in passato. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche velocemente, inquadrare i nostri pazienti che sono diversi anche dal punto di vista dell'etnia rispetto agli anglosassoni, magari ai francesi o ai tedeschi o agli inglesi, e avere noi le nostre banche dati in maniera che ci sia una rete di centri che si possono occupare di questi pazienti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Questo non è semplice, ma secondo me non è così difficile, basta organizzare meglio le forze disponibili in questo nostro paese, che in realtà troppe volte forse non ci tenta neanche di fare le cose e ci limitiamo un po' a dire però meglio gli altri, ma qua in Italia è tutto così difficile. Cerchiamo di farlo, perché magari non è così difficile come ci sembra. Grazie di tutto.